Presidente Serracchiani, anche da questa visita ad Aosta alla Fiera di Sant'Orso è venuta fuori un'utile esperienza che potrebbe essere mutuata anche in Friuli Venezia Giulia circa la gestione dei grandi eventi. Qui siamo di fronte a un grandissimo evento, tra l'altro in una città che ha circa 15.000 abitanti, in una giornata ne arrivano 160.000 di presenze, per cui è chiaro che è un evento di primaria importanza e qui c'è un'organizzazione che mi sembra assolutamente utile e importante poter replicare, cioè un centro unico interforze dove collaborano allo stesso tavolo tutti gli attori non solo dell'ordine pubblico e della sicurezza ma anche evidentemente della vigilanza sanitaria piuttosto che di tutte quelle che sono le richieste che possono arrivare da un evento di questo tipo. Mi sembra una buonissima iniziativa da poter replicare anche nel nostro territorio quando affrontiamo, come è capitato anche in passato, grandi eventi. In questa prospettiva anche il numero unico delle emergenze ed un discorso globale sul centro operativo di Palmanova può essere molto utile. Beh, il lavoro a cui ci sta inducendo ormai da tanti anni l'Unione Europea e che finalmente il governo sta portando avanti anche con una certa determinazione. Sono poche le regioni che lo stanno facendo, noi ci siamo avviati su questo percorso un po' replicando anche l'esperienza della Lombardia e vorremmo andare avanti proprio per far sì che nel centro della protezione civile di Palmanova si possano concentrare tutti i numeri delle emergenze. Dunque potrebbe essere questo uno dei primi campi delle sinergie in atto tra Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta? Assolutamente, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Donzel, può essere davvero l'occasione per mettere insieme queste buone prassi.